Elezioni e Covid, in vista delle urne a settembre, la Regione sta studiando un piano per permettere il voto anche a coloro che si troveranno in isolamento fiduciario a causa del coronavirus. La decisione dei gestori del muretto di Jesolo dopo le polemiche di questi giorni, l'attacco noi presi di mira, l'ex DJ Barry Mason, impossibile pensare che si balli a distanza nei locali. Tutti senza mascherine, assembrati gli avventori e i baristi di un noto locale di Tezze sul Brenta, chiusura per 4 giorni e 8.000 euro di multe. Varato il calendario scolastico regionale, in classe il 14 settembre per elementari, medie e superiori, fine lezioni il 5 giugno, flessibilità per le scuole dell'infanzia che potranno anticipare al 1 settembre e chiudere il 30 giugno. Tragedia stamane a Padova, 67enne in bicicletta travolto e ucciso da un camion che stava svoltando per entrare in tangenziale. Maxi operazione della squadra mobile di Vicenza contro lo spaccio nei parchi cittadini, eseguite 27 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di immigrati nigeriani e gambiani. 150.000 euro in arrivo dalle Camere di Commercio di Treviso, Padova, Venezia e Belluno che entrano come soci nel Teatro Stabile del Veneto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito in apertura diamo uno sguardo al bollettino arrivato pochi minuti fa con l'aggiornamento sui casi positivi da Covid-19 nella nostra regione e anche poi uno sguardo per quanto riguarda i decessi. Con la grafica possiamo vedere che rispetto al bollettino di questa mattina sono 17 i casi positivi in più registrati in Veneto. Complessivamente siamo a 19.866 da inizio emergenza, 17 casi in più. Per quanto riguarda invece i letti nelle terapie intensive resta il numero stabile, fermo a 5 pazienti ricoverati, di cui nessuno positivo, quindi sono tutti pazienti negativizzati. Si registrano 2 pazienti in più invece ricoverati in area non critica e purtroppo rispetto al bollettino di questa mattina si registrano nelle ultime ore 3 persone in più che hanno perso la vita in Veneto a causa del Covid-19. E in vista delle elezioni di settembre la Regione sta studiando un piano per permettere il voto anche a quei cittadini costretti ad essere a casa, a stare a casa perché in isolamento fiduciario proprio a causa del coronavirus. Il tema è stato affrontato insieme ad altre tematiche dal governatore Zaia a Palazzo Balbi questa mattina a Venezia. Ho garantito di fare la firma l'ultimo giorno possibile, quindi sarà il 30 o il 31. Con la firma del presidente Zaia partirà la macchina elettorale che prevede la presentazione delle liste entro il 20 agosto che porterà alle prossime elezioni regionali. Elezioni originariamente previste per maggio, poi rimandate a causa del coronavirus. Difficile prevedere come sarà la situazione a settembre. Al momento ci sono in Veneto più di 800 persone in isolamento per le quali bisognerà studiare un sistema di voto. Stiamo facendo dei ragionamenti col servizio del Dipartimento di Prevenzione per capire se lo spostamento può essere garantito oppure se magari tramite il Ministero degli Interni ci sia una forma di raccolta di quel gruppo di schede. Io penso che siccome è affrontabile potremmo gestirlo tranquillamente anche come voto a domicilio senza prevedere spostamenti, oppure si potrebbe creare un seggio ad hoc, cioè una sezione ad hoc che sarà una roba per 5, 6, 7, 10 persone in tutto, dove si va direttamente a raccogliere i voti. Chi ancora non potrà votare invece sono i veneti residenti all'estero. La possibilità era peraltro contenuta in una bozza di decreto di qualche mese fa. Quel decreto prevedeva il voto la finestra del voto dal 6 di luglio e prevedeva peraltro su nostra proposta il voto per i cittadini all'estero. Non è stato accolto. L'altra proposta che avevamo fatto dei 2 giorni di voto è stata accolta, ma quello dei cittadini non è stato accolto. C'è proprio una proposta scritta della Regione del Veneto. Per quello che riguarda l'assemblea uscente, intanto fa discutere il fatto che i consiglieri regionali abbiano continuato a percepire il rimborso forfettario anche durante il lockdown. Penso che si possa trovare, come direbbero gli inglesi, un gentleman agreement, no? Cioè un accordo tra gentiluomini per cui chi non ha utilizzato l'auto, chi non si è spostato, riconoscerà magari le casse del coronavirus
quello che ha avuto di più. Nel frattempo la Regione rimane impegnata a gestire la fase di convivenza col virus, in cui si è aperto un nuovo fronte davanti a casi come gli assembramenti in una discoteca del litorale veneziano e non solo. Il prefetto mi aveva detto che voleva convocare un comitato per l'ordine e la sicurezza e abbiamo noi ieri inviato il dottor Mongillo della prevenzione, del Dipartimento Prevenzione al tavolo e adesso attenderemo anche le determinazioni del prefetto, perché poi il tema dei controlli non compete a noi. E a proposito del muretto, i gestori della nota discoteca iesolana finita nel mirino dopo il video che mostrava i ragazzi ballare uno accanto all'altro senza mascherine, chiudono in attesa degli accertamenti sul caso, ma arrabbiati anche i gestori degli altri locali da ballo che non ci stanno a farsi additare e rivendicano paghi chi ha sbagliato. Si rammaricano per essere stati presi di mira, scrivono su Facebook i titolari della storica discoteca di Jesolo, il Muretto, finita nell'occhio del ciclone per un video circolato domenica sul web in cui migliaia di giovani erano ammassati a ballare in pista senza mascherine. Puntano il dito su situazioni molto più a rischio di quelle, su una cattiva gestione da parte dei rappresentanti delle istituzioni. Regole non uguali per tutti, sostengono Tito e Marco, che nell'attesa che si plachi la bufera hanno affidato il congedo momentaneo ai social, chiudendo il locale per mercoledì e sabato e annullando di conseguenza gli eventi in programma. Un post che suona come uno sbotto in cui ringraziano il sindaco Zoggia, l'unico ad aver messo in luce la situazione borderline in cui gli operatori di locali simili si trovano a dover operare, difficoltà condivisa dal sindacato gestori locali da ballo. In certi momenti poi l'assembramento nei locali diventa un po' difficile perché noi siamo consci che queste regole per quanto riguarda il Covid siano abbastanza difficili da attuare. Tolleranza zero arriva invece dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, che impugna la linea dura dopo aver convocato un tavolo operativo per poter accertare di quali presunte infrazioni alle norme anti-Covid siano stati responsabili i titolari del Muretto, a partire dalla quantità di giovani presenti, nonostante sostengano da giorni di essere rientrati nelle 2790 presenze autorizzate all'aperto. Situazione al vaglio che ha fatto anche arrabbiare gli altri gestori di locali da ballo. Gli associati sono arrabbiati nel senso che dicono che non deve essere colpevolizzata un'intera categoria, ma solamente eventualmente chi ha sbagliato. Dovranno essere accertate le responsabilità. La normativa parla di poter ballare solo ed esclusivamente all'esterno. Il ballo è permesso all'esterno a 1 metro di distanza con le mascherine. Questo è quello che dice la norma. Se qualcuno avesse tenuto degli atteggiamenti diversi da questo, è giusto che ne prenda e ne paghi le conseguenze. La preoccupazione dei gestori è che il comparto del divertimento iesolano si spopoli della gente della notte in un periodo in cui già si parla di un 50% in meno di entrate rispetto allo scorso anno. E sulle polemiche che hanno investito il mondo delle discoteche interviene l'ex DJ Barry Mason, intervenuto questa mattina in diretta via Skype nella nostra edizione straordinaria. Se siamo veramente certi che l'assembramento in discoteca è un reale pericolo per il contagio da coronavirus, bisogna che la gente non ci vada. Ma se tu decidi di tenere aperto pensando che tutti quanti facciano i bravi, si mettono la mascherina, ballino a distanza, si salutino con il gomito, è una battaglia persa. Barry Mason, all'anagrafe Fabio Mason, ex DJ, il mondo della notte, delle discoteche lo conosce molto bene. Locali che hanno pagato in modo pesante la chiusura per il Covid e ora al centro delle polemiche per le immagini di assembramenti. Ma le immagini che abbiamo visto del Muretto non sono solo del Muretto, ci sono quasi tutti gli altri locali che possono esprimere immagini di quel genere. Amazon non convincono completamente le scelte fatte dalla politica per la riapertura di questi locali, ai quali è stato chiesto di rispettare misure che in qualche modo contrastano con la loro stessa natura. La discoteca, il locale da ballo, è fatto in quel modo,
non si può ballare col telefonino a distanza, non è possibile. Se vai a ballare, balli, sei lì, tutti attaccati, ci si va a divertire. Se la regola dice che tu in discoteca ci devi andare con la mascherina, devi ballare 1 metro di distanza, uno deve fare una scelta. È come fermare l'acqua con le mani, capisce? È una situazione che è ingestibile. O si cambiano le regole o si dice aspettiamo ancora un po'. Ancora una volta dunque ci si trova di fronte a 2 necessità: garantire la salute delle persone da una parte e salvaguardare chi lavora nei locali dall'altra. Se si decide di tenerli chiusi vanno aiutati economicamente, sottolinea l'ex DJ. Tu mi obblighi a tenere chiuso? Perfetto, allora mi aiuti. Mi dai una mano, mi aiuti, perché ci sono persone che mantengono famiglia con il lavoro di cameriere, anche con il lavoro di DJ, anche con il lavoro di buttafuori. Tutti senza mascherina e assembrati gli avventori e i baristi di un noto locale di Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza, chiusura per 4 giorni e 8.000 euro di multe. La fase 3, ovvero riapertura delle attività con regole di distanziamento e contenimento della diffusione del virus, è valida, ma non per tutti. Se ne sono accorti i carabinieri di Rosà, che insieme al personale dello Spisa, gli agenti della polizia locale, sono intervenuti al Villa Pigalla di Tezze sul Brenta. L'attività di controllo rientrava tra quelle previste per verificare l'applicazione dei protocolli sanitari. Nel locale, affollato da un centinaio di persone assembrate e senza mascherina, mancava la cartellonistica informativa anti-Covid e anche i baristi non indossavano le protezioni previste. Tra il personale al lavoro sono state inoltre riscontrate posizioni irregolari, ovvero in nero. Tutti i presenti sono stati identificati, il locale è stato chiuso per 4 giorni per la messa a norma. Ai gestori sono state elevate multe per 8.000 euro. Adesso 2 notizie di cronaca. La prima arriva dal Veneziano, da Jesolo, dove una ragazzina di 15 anni ha denunciato una violenza sessuale che avrebbe subito durante una festa con amici coetanei in un appartamento nella località veneziana. Pare che nel corso della serata i giovani, tutti provenienti da altre province, abbiano consumato degli alcolici. I carabinieri intervenuti su richiesta di un familiare della vittima hanno identificato un 17enne come presunto autore della violenza, segnalandolo alla Procura dei minori di Venezia. Sull'indagine vige il più stretto riserbo. E poi una bambina di 4 anni, ci spostiamo con la cronaca, nel Veronese, è rimasta ferita in seguito all'esplosione di una bombola di gas nel giardino della sua abitazione a Rivoli Veronese. L'onda d'urto ha sbalzato per alcuni metri la piccola, che ha sbattuto la testa. È stata ricoverata all'ospedale di Borgo Trento, ma non sarebbe in gravi condizioni. Le scuole in Veneto apriranno il 14 settembre, l'ultima campanella per elementari, medie e superiori suonerà sabato 5 giugno e il 30 giugno per quelle dell'infanzia. Lo prevede il calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta veneta su proposta dell'assessore all'istruzione e formazione Donazzan. Resta il problema, sottolinea l'assessore, di non avere risolto il nodo dei seggi elettorali allestiti nelle scuole. Una decisione alla quale la Regione Veneto si era opposta da mesi e che penalizzerà ancora di più la già difficile situazione scolastica. Rispetto agli anni scorsi, continua la Donazzan, quello che andiamo a proporre ai dirigenti scolastici è un calendario sicuramente diverso e più flessibile in considerazione dell'emergenza sanitaria, dà quindi ampi margini di manovra ai dirigenti scolastici in modo che possano organizzare al meglio il tempo scuola e coniugare eventuali imprevedibili esigenze di chiusura. A beneficiare dei margini di flessibilità sono innanzitutto le scuole dell'infanzia, che potranno anticipare la riapertura al 1° settembre e chiudere, come detto, il 30 giugno. Turismo, viene definita la Caporetto delle città d'arte. A Venezia 8 camere vuote su 10, cifre da incubo per il turismo del Veneto nell'estate del Covid. I numeri impietosi nella Marca ce li aveva anticipati qualche giorno fa il presidente di Ascom Confcommercio Capraro. I numeri di luglio e agosto sono numeri impietosi. Si registra in provincia di Treviso un calo medio del 75%. Ma la disastrosa estate post-Covid è un incubo di tutto il Veneto. Il check di Federalberghi regionali rispecchia quello trevigiano, meno 70% di fatturato, calo di turisti italiani del 20% e di quelli stranieri del 70%. Una Caporetto per le città d'arte, spiega il presidente Marco Michielli. Le spiagge confidano sull'ultima parte della stagione per contenere le perdite. La montagna ripone nel mese di agosto la speranza di accogliere i turisti fidelizzati. Le terme guardano direttamente al 2021.
Tutti, indistintamente, lavorano in deficit. L'appello al governo, insomma, è ormai un grido e arriva anche dalla politica. Abbiamo il turismo che è il primo comparto economico in Veneto, con 17 miliardi di indotto sul territorio, che è fermo al palo, e per questo il governo cosa ha deciso di fare? Niente, ancora non è arrivato assolutamente niente. Bisogna che il governo intervenga fortemente per sostenere il nostro turismo, per incentivarlo. Le richieste degli albergatori: prorogare la cassa integrazione fino a fine dicembre, ridurre il cuneo fiscale per le aziende che richiamano in servizio il personale, prolungare le misure sull'IMU e sugli affitti estendendole a tutte le strutture alberghiere. Intanto però è polemica sulle indicazioni che il Premier Conte avrebbe dato per organizzare il piano di interventi con i Recovery Fund e la priorità al Sud. Non sappiamo ancora quanti soldi arriveranno di preciso, non sappiamo quando arriveranno, non sappiamo cosa ne vorranno fare, però sappiamo che andranno al Sud. Questo è quello che sta decidendo proprio in questi giorni il governo Conte. È bello perché proprio in questo periodo tutti i partiti che fanno parte di questo governo per le elezioni regionali stanno mettendo autonomia nei loro santini, nei loro manifesti. E allora quando arriveranno a fare campagna elettorale qui in Veneto chiederemo conto di questa decisione. Ancora la cronaca: un agricoltore veronese di 62 anni è morto schiacciato sotto il suo trattore. L'incidente è avvenuto a Trezzolano. L'uomo era alla guida del mezzo e mentre stava percorrendo una mulattiera si è rovesciato, travolgendo e schiacciando l'agricoltore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, l'Eli Soccorso, la Polizia Locale, la Polizia di Stato e lo Spisal. E tragedia questa mattina a Padova: un ciclista è travolto e ucciso da un camion. Un urto che non ha lasciato scampo. Grave incidente a Padova. Un ciclista di 67 anni è stato ucciso dopo essere stato colpito da un grosso camion che stava svoltando per entrare in tangenziale. Lo schianto è avvenuto in via Vigo Novese, all'altezza dell'entrata 14 della tangenziale in direzione Padova Est. Pare che entrambi, sia il ciclista che il camionista, procedessero da Saonare in direzione del centro di Padova. La bicicletta del 67enne è stata urtata dall'auto articolato. La ruota si è piegata a metà e l'uomo è stato sbalzato violentemente a terra. Non è chiaro se stesse percorrendo la pista ciclabile. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per il ciclista non c'era più nulla da fare. Alla guida del mezzo pesante c'era invece un 30enne di Macerata, rimasto illeso ma sconvolto. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale, che sta cercando testimoni per ricostruire quanto accaduto. L'invito degli agenti della municipale di Padova è di contattare la squadra infortunistica della polizia locale al numero 049 820 5119 nel caso qualcuno avesse assistito all'incidente. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, ancora cronaca in questa seconda parte di telegiornale con una maxi operazione della squadra mobile di Vicenza contro lo spaccio nei parchi cittadini. Eseguite 27 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di immigrati nigeriani e gambiani. Duro colpo al mondo dello spaccio di droga in città a Vicenza. 27 le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti spacciatori nigeriani e gambiani. Per 4 di questi è stato emesso dal questore Antonino Messineo anche il divieto di dimora. Immigrati, tutti richiedenti asilo con richiesta di permesso umanitario. Una trentina le perquisizioni in abitazioni dove è stata sequestrata sia sostanza stupefacente che denaro provento di spaccio. Operazione Warning, questo è il nome con cui la squadra mobile Berica, supportata dal servizio centrale operative dalla scientifica, da gennaio ad oggi ha monitorato giorno e notte l'attività di spaccio in Campomarzo, Parco Fornaci, Piazzale Bologna, Viale Firenze, Corso Milano e zona Stazione. Abbiamo disseminato la città e questi posti di telecamere ad alta definizione. Abbiamo operato con gli agenti undercover, quindi con operazioni sotto copertura, con l'acquisto simulato di sostanze stupefacenti. Ancora una volta a Vicenza si è confermata una piazza importante dello spaccio con minori, padri di famiglia che con la carrozzina vanno al parco per acquistare lo stupefacente. I clienti assuntori di stupefacenti provenissero anche da province limitrofe a quella vicentina, per la possibilità di acquistare stupefacenti a prezzi assolutamente concorrenziali e in qualsiasi momento del giorno e anche della tarda notte. Piazza rinomata per il reperimento di ogni tipo di sostanza, dalla cocaina all'eroina, dalla marijuana all'hashish, venduta a prezzi concorrenziali, anche 1/3 in meno del prezzo di mercato. Sentite centinaia di persone, sia assuntori che frequentatori dei parchi, un'attività svolta anche con uomini sotto copertura che ha consentito di cristallizzare i
fini giuridici la situazione dello spaccio in città, oltre ad evidenziare come i nigeriani e i gambiani si fossero divisi i parchi, i primi su Campomarzo, mentre i gambiani a Parco Fornaci. In attesa dell'interrogatorio di garanzia, gli arrestati sono reclusi in parte in carcere a Vicenza ed altri a Trento. Una risposta importante alla richiesta di sicurezza della città. Un'azione che dà risposta alle richieste dell'amministrazione comunale di essere incisivi rispetto al mondo dello spaccio, uno spaccio di droga purtroppo sempre più pressante nel nostro territorio, sul quale anche noi come Polizia Locale stiamo lavorando. Si ritorna a parlare di una grande opera incompiuta a nord-est, l'idrovia Padova-Venezia. Con 420 voti favorevoli e 2 astenuti, la Camera dei Deputati ha infatti approvato la mozione sul completamento dell'idrovia presentata dall'onorevole Roberto Caon di Forza Italia e a cui si sono aggiunti altri sottoscrittori da altri partiti. Con essa si impegna il governo al completamento dell'opera, ferma dal lontano 1985. Una buona notizia per la messa in sicurezza di un ampio territorio minacciato dalle alluvioni. Le parole di Caon. Voltiamo pagina. Le Camere di Commercio di Venezia Rovigo, Padova e Treviso Belluno sono diventate socie del Teatro Stabile del Veneto. Il primo contributo sarà di 150.000 euro. Le Camere di Commercio di Venezia Rovigo, Padova e Treviso Belluno, pari ad oltre 500.000 imprese, entrano come soci nell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. L'ingresso dei Trenti è stato presentato a Palazzo Balbi a Venezia alla presenza del presidente della regione Luca Zaia. Il contributo è di 150.000 euro in questa prima fase, è una fase direi di partenza perché il sistema camerale quest'anno è stato molto impegnato, soprattutto nell'aiuto al credito alle imprese abbiamo messo 25 milioni di euro. Interessa comunque 3 Camere ma sono 5 province. Un dialogo è stato avviato anche con Vicenza e Verona, dove si sono tenuti incontri con il comune per arrivare ad organizzare un festival shakespeariano. Come saranno investiti i fondi che arrivano dalle Camere di Commercio? Tutto in produzione. Noi dobbiamo crescere in capacità produttiva. Il Teatro Stabile del Veneto è un ente che deve produrre almeno il doppio di quello che già fa. Fino ad oggi perché non l'ha fatto? Un po' per pigrizia, ma anche perché i fondi non bastano mai. Ma perché i fondi non bastano mai? Perché non possiamo chiedere solo e soltanto allo Stato, nelle sue diverse articolazioni, di essere il socio che mette soldi. Dobbiamo chiedere al territorio: ci credete? Ci avete l'ambizione? Economia e cultura non sono mondi paralleli. Al contrario, si tratta di realtà che spesso si incrociano e si influenzano più di quanto si possa pensare. 4 anni fa, per fare un esempio, la Camera di Commercio di Venezia ha fatto una verifica sull'indotto che porta all'attività della Fenice di Venezia. Bene, da questa indagine è risultato che fatto 100 l'investimento che la Fenice fa nelle sue attività culturali, c'è un indotto che porta 8 volte l'investimento. Se cultura ed economia sono 2 anelli sempre più strategici ed indivisibili per la crescita e lo sviluppo di qualsiasi territorio e della sua comunità, ha commentato Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, ancora di più lo sono in questo periodo di pesante ed enorme incertezza per il futuro. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. L'alta pressione africana domina l'Italia, sole caldo in intensificazione sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio del 29 luglio. Sul Veneto giornata determinata ancora dal bel tempo, ampio soleggiamento dappertutto e cielo sereno. L'unica insidia sarà qualche acquazzone di calore al pomeriggio sui settori montuosi, ma solamente di passaggio. Clima rovente e afa con temperature minime tra 19 e 25 gradi, massime tra 31 e 35 gradi, punte di 36 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, tempo buono anche qui con tanto sole e cielo terso e limpido, rovesci sui rilievi nelle ore pomeridiane. Temperature minime fino a 24 gradi, massime sui 32-34 all'incirca.
Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo, qualche nube in più sui settori di confine dove non si escludono locali temporali al pomeriggio. Temperature minime sui 20-21 gradi, massime invece fino a 34 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.